des Prese des Squash. Io sono sempre Giusy Bonaccina, vi do il buongiorno e questo è un altro appuntamento con Pota. Chi era lo squash? Lo squash era uno spirito folletto, all'esistenza del quale i nostri nonni e i nostri bisnonni credevano fermamente. Era rosso di capelli e di abiti, perché era sempre vestito di rosso e gli piaceva fare degli scherzi, tirare dei tiri birboni, in particolare alle belle ragazze, alle quali si credeva scompigliasse le capigliature. Se voi pensate che le nostre nonne avevano delle capigliature piuttosto importanti quando si tenevano i capelli raccolti, e questo squash li scompigliava tutti, ma scompigliava anche i capelli dei bambini, in maniera che quando si alzavano la mattina erano piec, cioè completamente scarmigliati. Si divertiva anche a intrecciare fra loro, sono certi di questo, i nostri nonni erano certissimi di questo, a intrecciare tra loro le code delle mucche entrando nelle stalle. Qualche volta per scompigliare i capelli delle belle ragazze addirittura entrava nelle loro stanze salendo dalla stalla. E allora qual era il modo per non farlo entrare? Era quello di mettere sul davanzale della finestra o per terra vicino alla porta un vaso da notte ben farcito. Naturalmente era un deterrente al fatto che lo squash entrasse, però quando riusciva ad entrare, oltre a scompigliare i capelli, dava anche delle belle sculacciate, delle vere manate sul sedere, e le ragazze impaurite urlavano o alle finestre o all'interno delle porte. Un'altra cosa che faceva lo squash era quella di intrecciare tra loro le criniere dei cavalli. Il nostro Antonio Tiraboschi, studioso dei costumi bergamaschi, racconta di aver incontrato una volta un carrettiere il quale era impegnatissimo a cercare di sbrogliare la criniera del suo cavallo, che era stata intrecciata proprio dallo squash, e i nodi erano veramente indiavolati. Allora il Tiraboschi gli domanda: ma lei non ha messo sulla porta della sua stalla l'effigie del Sant'Antonio Abate, protettore degli animali? Ma certo, risponde il carrettiere, e dunque lei pensa che lo squash abbia più potere addirittura del santo? Ma? È stata la risposta.